terrore serpeggia nelle file dei rossi, che, fuggendo, distruggono le vie di comunicazione nella vana speranza di ritardare la marcia vittoriosa delle divisioni italiane. Il motto rosso "No pasarán" è vuoto di significato. Il Fante d'Italia passa dovunque e sempre. I prigionieri, anziché essere tenuti ad oziare nei campi di concentramento, sono dati in aiuto ai soldati del genio, perché riattino le strade che loro stessi hanno distrutto. Il valoroso generale Ambara, benché ferito, non lascia il suo posto di comando. Ecco approssimarsi Igualada. La popolazione accoglie con evidente commozione le truppe liberatrici. È la fine della tirannide rossa. Finalmente ritorna l'ordine e la giustizia.
la furia devastatrice bolscevica lascia le tracce evidenti del suo passaggio. Qualche elemento rosso tenta ancora di opporsi, ma invano. È inesorabilmente travolto e l'avanzata